Buongiorno amici di Matto Scacco, benvenuti in questo nuovo video, spero che stiate bene, vi auguro una splendida giornata e quale modo migliore se non con una partita di Bobby Fischer. Ritorniamo nell'anno, cazzarola non c'è scritto, fa niente, torniamo indietro un po' di anni fa, quando Fischer andò a sfidare l'inventore del gambetto benco. Per chi non lo sapesse, il gambetto benco è quello che avviene dopo tac, 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 cavallo F6, forse tac e B5, e quindi il nero dà praticamente in sacrificio subito un pedone per eventuale un veloce sviluppo dei propri pezzi sull'ala di donna. È un gambetto molto infame, ma ritorniamo a noi perché sappiamo che il gambetto benco contro Fischer non si può fare perché lui apre con E4, quindi C5. L'idea di C5 Benko c'era proprio sempre nel cavallo F3, cavallo C6, D4, siamo in una siciliana, cattura, si attacca il pedone, lo si difende, D6, alfiere C4, donna B6, attaccando realmente il cavallo D4 e facendo pressione sul pedone B2 affinché questo alfiere non potrà mai lasciare quella casa, altrimenti il punto B2 cadrà. Ora la teoria moderna ha consigliato cavallo B3 come mossa migliore, ma all'epoca il buon Fischer giocò cavallo in E2. E6, arrocco corto, alfiere 7, siamo ancora nelle fasi di sviluppo e adesso arriva la solida alfiere B3. Alfiere B3 per non lasciare un pezzo sospeso, cioè questo alfiere non è difeso da nessuno, e allo stesso tempo fare il ruolo difensivo di difendere il pedone B2 per lasciare poi l'alfiere camposcuro libero di agire. Ancora una volta la teoria moderna ha dimostrato che non c'è bisogno di questa mossa, ma che si poteva giocare tranquillamente subito, addirittura alfiere in E3, attaccando subito la donna, e se la donna si andava a pappare questo pedone B2 a seguito di A3, la donna non ha più vie di ritirata. Supponiamo a seguito di una mossa qualsiasi del nero, arriva torre A2 e la donna dimmi tu dove può andare. Qui non può andare, la torre è difesa dal cavallo, pedone è difeso dalla donna, qui c'è la donna, qui c'è la donna, qui c'è la donna, qui c'è il pedone, qui c'è il pedone, qui c'è l'alfiere, qui c'è l'altro alfiere. La donna è in trappola, ma stiamo parlando di parecchi anni fa, prima dell'arrivo dei motori. Alfiere B3, arrocco corto e ora re H1. Re H1 è chiaramente una mossa d'attacco, sembra una mossa difensiva, ma in realtà è una mossa d'attacco. L'idea è quella di togliersi dall'inchiodatura, l'inchiodatura in inglese si dice pin, e quindi a volte alcuni dicono anche spinnarsi, vuole spinnarsi da questa donna su questa diagonale per andare subito alla riscossa col pedone F, ecco perché è una mossa d'attacco. Cavallo A5 per andare, chi lo sa, o in C4 chiaramente supportato da una torre, o andarsi poi a cambiare con questo alfiere. Alfiere G5, donna C5 con attacco sull'alfiere e adesso F4 sostenendo l'alfiere e raggiungendo il proprio piano, il proprio obiettivo. B5, l'obiettivo è quello di prendere spazio e di dare anche una diagonale a questo alfiere. Cavallo G3, B4 minacciando il cavallo, e adesso arriva la combinazione che Fischer aveva calcolato da quando aveva mosso il re in H1. La mossa è E5. Allora Fischer lascia un proprio cavallo in presa per catturarne potenzialmente uno dell'avversario. In partita si giocò D per E5, però è importante farti vedere le varianti. Ora ti dico questa cosa, anch'io quando ero all'inizio del mio percorso scacchistico odiavo le varianti, quando prendevo libri di scacchi saltavo le varianti, ma poi crescendo mi sono reso conto che le varianti sono quelle che ti fanno capire veramente quanto è stato bravo il giocatore col bianco a calcolare tutte le varianti, e in tutte le varianti aveva sempre la superiorità, capito? Perché se c'è una sola variante dove tu fai buco nell'acqua, allora vuol dire che hai calcolato male. Invece andiamo a vedere tutte le varianti. Questa è la mossa principale, ma vediamo che cosa sarebbe potuto accadere per esempio sulla cattura del nostro cavallo in C3. Cattura, 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 intanto c'è la struttura pedonale del rocco sconquassata. Cavallo con chiaramente attacchi interessanti su questi punti, donna F5 per tenere tutto, cavallo D6 si attacca ancora alla donna, donna G6,
torre F3 per andare in G3 in chiodatura, re H8, torre G3 e ora per esempio poche case di fuga da parte della donna, supponiamo un donna H6 o anche C per B2 uguale, anche C per B2, ma supponiamo anche un donna H6 qui e a questo punto come si poteva continuare? Donna G4, donna G6, donna H4, ancora una volta la tua donna non sa dove andare, interessante. E a seguito di invece C per B2 togliamo la torre, la donna si toglie dagli attacchi, donna G4, ma forse c'è un'idea di matto, la riesci a vedere l'idea di matto da questa posizione? Te la faccio vedere subito. Supponiamo che adesso il nero giochi una mossa qualsiasi come alfiere in A6, la vedi l'idea di matto? Sì, la vedi. Donna in G8, scacco, unica soluzione, e adesso matto, affogato, cavallo, F7 tra l'altro doppio anche su donna, ma l'importante è fare scacco matto. Ma torniamo a noi, incredibile, questo ci fa capire veramente l'essenza del gioco. D per E5 è stata giocata in partita, alfiere per F6, G per F6 è stata giocata. Ancora una volta secondo me è interessante vedere che cosa sarebbe potuto accadere su alfiere per F6. Alfiere per F6, guarda qui, cavallo che attacca entrambi i pezzi, donna in E7, cavallo H5 attaccando due volte quell'alfiere, non c'è nulla da fare, l'alfiere viene perso, F per E5, F per E5, cavallo F6 lasciando spazio alla donna per entrare e si sarebbero avuti brutti minuti. Ma sull'alfiere per non è stata giocata alfiere, ma G per F6. La struttura comunque dell'arrocco è compromessa, ora arriva il cavallo, la donna si sposta in D4 e attenzione a queste mosse. Ops, ho spoilerato, volevo semplicemente scorrere giù. Arriva donna in H5, cavallo per alfiere, ma per il momento c'è di meglio. Donna in H6, ok, se tu perdi tempo a mangiarmi i pezzi eccetera, io ti faccio scacco matto in 2 mosse, interessante. E per F4 questo cavallo va in attacco, arriva praticamente il matto in una, parabile solo con F5 perché si dà la possibilità alla donna di tornare in difesa. Attenzione che la torre in A1 è sotto attacco, la torre si toglie, guadagna tempo sulla donna, cavallo F6 scacco, viene rimpiazzato da un altro cavallo e qui il nero è costretto a dare alla propria donna poiché arriva lo scacco matto alla prossima. E a questo punto, dopo cavallo C5, arriva donna scacco. Questa mossa è eccezionale perché il re difende la torre, dopo lo scacco il re è costretto ad andare lontano dalla torre e Fischer trova questa fantastica combinazione con attacco doppio, non era affatto scontato. L'unico modo per salvare un pezzo è con alfiere A6, in questo modo le torri comunicano e ti attacca una torre, ma giustamente Fischer, essendo in vantaggio di materiale, si prende 2 pezzi per una torre e arrivati in questa 27esima mossa, donna e torre contro 2 torri, non c'è veramente nulla da fare, una partita eccezionale. Ti va se la rivediamo un attimino velocemente perché la rivediamo senza le varianti chiaramente. E4 siciliana, fin qui tutto normale, tutto normalissimo. Ok, cavallo di E2 forse non è oggi la migliore. Ok, alfiere B3 anche qui tutto normale. E adesso parte l'idea della spinta del pedone F, ma prima inchiodatura su quell'alfiere, si sostiene quell'alfiere, il cavallo si porta in una situazione di attacco. Chiaro che se porti il cavallo in G3 hai già in mente di fare questa cattura, no? Hai già in mente. Spinta del pedone e qui seguono una serie di catture e controcatture. I cavalli si portano in una posizione centrale e adesso donna in H5. Si perde l'alfiere ma si va per dare scacco matto. E per F4 si lascia la possibilità subito di aprire questo pedone in F5 per andare in difesa, ma dopo questa combinazione il nero è costretto a dare la donna. E dopo che si è dato la donna, scacco, doppio attacco sui pezzi e a questo punto 2 pezzi leggeri per torre e il bianco si ritrova con materiale in più, il nero abbandona. Partita fantastica di Fischer, veramente un grande genio.
Chissà, ce ne saranno altri? Chissà, forse ce n'è già uno nei tempi d'oggi? Chi lo sa? A voi commenti. Ciao!